dramma del giovane nuotatore trevigiano Manuel Matteo Bortuzzo, ferito da un colpo di pistola sabato notte a Roma. Il ragazzo in prognosi riservata, intanto uno dei responsabili sarebbe già stato identificato. Imposto da 3 a 10 euro l'attivazione il 1° maggio, la tassa di sbarco, la rivoluzione sulla gestione del flusso di turisti presentata in questi minuti a Venezia dal sindaco Brugnaro. La montagna respira dopo il weekend di pesanti disagi per la neve, mentre il ministro Toninelli attacca il concessionario dell'A22 e annuncia che l'autostrada sarà pubblica, ma lo è già per l'84%. Programmi anche oggi per i pendolari della linea ferroviaria Treviso-Vicenza. Dopo lo scontro tra treni di sabato mattina, il traffico ferroviario ripreso solo su un binario. Ruba il blocchetto degli assegni di un'anziana e spende quasi 3.000 euro. I carabinieri di Campo San Piero denunciano una badante. A discutere la proposta shock di Italia Nostra Treviso, trasformare dimore storiche come Villa Emo in grandi centri commerciali sul modello del Fontego dei tedeschi a Venezia. E stasera ne parliamo a 20:10. Niente regali per i 50 anni di nozze, la coppia di Nervesa ha deciso di raccogliere offerte per la montagna devastata, il grazie e il plauso di Zaia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre parlando del dramma che sta vivendo un'intera comunità, una famiglia, per le sorti del giovane nuotatore trevigiano Manuel Matteo Bortuzzo, come sapete ferito da un colpo di pistola sabato notte a Roma, un fatale scambio di persona. Le condizioni del ragazzo sono molto delicate, è in prognosi riservata. Intanto uno dei responsabili di questo agguato sarebbe già stato identificato. Manuel, che lotta per la sua vita da una parte, dall'altra le indagini per risalire ai responsabili dell'agguato, ha calato la Marca trevigiana in una realtà sconcertante: il ferimento sabato notte a Roma del 19enne Manuel Matteo Bortuzzo, nuotatore nato a Trieste ma residente in via Morera, Morgano, in forza alla squadra sportiva delle Fiamme Gialle che si allena al Centro Federale di Ostia, e che così raccontava lo scorso ottobre la sua esperienza romana a un quotidiano online di informazione sportiva, Swim Beats. Dato che l'anno scorso purtroppo la stagione è andata molto male a causa mononucleosi, ho detto le cose le facciamo bene, non le facciamo, quindi ho detto veniamo qua che è il posto secondo me migliore per me. E ci sfondiamo di mezzo fondo. Ci sfondiamo di chilometri. Chilometri di mezzo fondo. Di mezzo fondo. Mi vedi che sono come un pesciolino in mezzo agli squali. È vero che sei ancora un po' carente di allenamento? Sì, come ho fatto appunto che l'anno scorso sono stato male, sto appena riprendendo. Però sto riprendendo bene. Colpito al petto, Manuel, da un proiettile esploso da 2 giovani apparsi all'improvviso a bordo di uno scooter, mentre con la fidanzata si trovava all'esterno di un pub nel quartiere dell'Axa, dove poco prima la polizia era intervenuta sul posto per sedare una rissa in cui il 19enne di Morgano non c'entrava nulla. Il ragazzo si è accasciato a terra agonizzante, quindi la lunga attesa dell'ambulanza, come denunciato dai genitori, il ricovero con il ragazzo che ha subito già 3 interventi chirurgici. I medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono riusciti a estrarre il proiettile conficcato a pochi millimetri dalla spina dorsale. Il timore è che Manuel possa aver riportato danni permanenti. Le prossime ore saranno decisive. Mio figlio, ha detto il padre Franco, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dietro il ferimento del ragazzo ci sarebbe uno scambio di persona. La squadra mobile della capitale sta dando la caccia ai responsabili ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della piazza. Almeno uno dei 2 romani è stato identificato. Si tratterebbe di un soggetto residente nel quadrante sud di Roma, a pochi chilometri dal luogo dell'episodio, ma al momento non sarebbe reperibile. E adesso a Venezia, dove vedo già collegata Tiziana Bolognani insieme a Paolo Saravia, perché oggi è il giorno in cui proprio lì a Cafarsetti viene presentata nei dettagli la cosiddetta tassa di sbarco. Tiziana, si sta per iniziare questa conferenza stampa, vedo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te studio e telespettatori che ci seguono da casa. No, siamo un po' in ritardo, la conferenza era convocata per le 12:15 e ancora la riunione di giunta convocata dal sindaco Brugnaro proprio per anticipare, per presentare i contenuti del cosiddetto contributo di sbarco è ancora in corso. Poco fa abbiamo ancora visto i messi avvicinarsi alla sala giunta con i vassoi, con i bicchierini pieni di caffè, quindi ad ogni buon conto sarà questione di minuti. Il contributo di sbarco, come sapete, è un
è stato previsto nella legge di bilancio, da un emendamento della legge di bilancio che è stato approvata da Senato in prima battuta e poi dalla Camera, sostituisce nelle intenzioni l'imposta di soggiorno. Il Governo però ha dato evidentemente piena libertà, mano libera, carta bianca all'amministrazione comunale di Venezia, che ha accolto con favore l'avvio di questo nuovo progetto, che potrebbe partire, secondo le indiscrezioni, addirittura già dal 1° maggio, cioè quando verranno sistemati e riaperti i cosiddetti varchi. Ci saranno i passaggi in Consiglio Comunale, ma ci sono già le polemiche, e le polemiche le ha fatte il Partito Democratico, che non più tardi dell'altro ieri, di venerdì, durante una riunione ha avuto modo di esprimere il proprio disappunto, perché dice durante questi lavori per la predisposizione della bozza non hanno visto coinvolte le opposizioni, e quindi ci sarà evidentemente da discutere. Mi giro un attimo per vedere, capire, ma ancora non si muove nulla. Se qualcosa accade vi richiedo la linea e quindi ci ricollegheremo, magari vi faremo sentire dal vivo le primissime parole del primo cittadino di Venezia, e in questo momento non ho null'altro da dirvi, se no che attendiamo assieme a voi di conoscere, di capire quali sono i meccanismi che sono stati studiati da uno studio legale e dai consulenti funzionari di Ca Farsetti per arrivare per l'appunto alla definizione della tassa di sbarco. Nicola. Benissimo, grazie Tiziana, grazie anche a Paolo Sanavio. Come dicevi tu, allora al momento in cui magari inizia, richiedici la linea per poter così saggiare le prime parole del sindaco sulla tassa di sbarco. Adesso invece ci colleghiamo al telefono con Tommaso Stoppa, ci fa il quadro del weekend sulla montagna. Come sapete, tante le polemiche sono rimbalzate anche a Roma. Tommaso. Sì, buongiorno da Belluno, dove la situazione oggi è decisamente migliore dopo i disagi dei giorni scorsi dovuti al maltempo e alle forti nevicate. Anche ieri ci sono stati grossi problemi, soprattutto nella zona di Cortina, dove nel pomeriggio una valanga con un fronte di 60 metri è piombata sotto il bordo di una pista da sci, la Toffanina. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, ma c'era stato un allarme perché sembrava che mancasse uno sciatore all'appello che è stato fatto proprio per vedere se tutti stessero bene. Il turista è stato poi ritrovato fortunatamente in un altro punto della pista. Per tutta la giornata di ieri ha continuato a nevicare, la neve ha raggiunto i 90 centimetri a Cortina, ma addirittura il 1,5 metri sulle Dolomiti, alle quote superiori ai 2000 metri. I disagi quindi sono stati pesanti, e a qualche chilometro da qui tiene invece banco la vicenda della 22, che per tutto il fine settimana ha avuto grossissimi problemi, con persone rimaste bloccate nel traffico anche per 9-10 ore. E oltre a questo c'è una polemica anche politica, perché il ministro Danilo Toninelli è intervenuto dicendo che quell'autostrada deve tornare pubblica. In molti, tra cui i presidenti delle province autonome di Bolzano e Trento, gli hanno fatto notare che quell'autostrada è già pubblica per oltre l'84% della gestione, e l'hanno invitato a non parlare di cose che non conosce. Per il momento è tutto, nuovi aggiornamenti sul maltempo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie anche a Tommaso Stoppa. I disagi sono previsti oggi per i pendolari della linea ferroviaria Treviso-Vicenza, dove sapete lo scontro tra treni merci di sabato. Oggi è stato riattivato però soltanto un binario. Ancora ritardi e disagi sulla linea ferroviaria Treviso-Castelfranco dopo lo scontro tra treni merci all'alba di sabato all'altezza di Albaredo di Vedelago. La circolazione oggi è stata ripristinata su un solo binario. Il convoglio deragliato è stato rimosso e portato alla stazione di Castelfranco. Ora i tecnici di RFI e Trenitalia sono al lavoro per sostituire le traversine danneggiate e ripristinare l'infrastruttura ferroviaria rimasta danneggiata per circa 2 chilometri. I treni quindi
possono circolare sul solo binario percorribile tra le stazioni di Castelfranco e di Strana. I lavori proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi. A causa del cantiere la circolazione dei treni regionali della linea Treviso-Vicenza è limitata al solo tratto Castelfranco-Vicenza. Da Castelfranco a Treviso invece i viaggiatori possono utilizzare i regionali Treviso-Padova. Questi ultimi effettuano servizio regolarmente, ma l'allungamento dei tempi di viaggio è stimato in circa una ventina di minuti. Tra Castelfranco e Treviso Trenitalia ha messo anche a disposizione dei passeggeri 8 bus sostitutivi che verranno utilizzati però solo in caso di sovraffollamento, visto che il tempo di collegamento via strada tra le due città è decisamente superiore rispetto a quello, pur con il ritardo, della linea ferroviaria. Libertà per Battisti e per tutti i compagni in galera, recita così la scritta, la vediamo anche sul computer, in vernice rossa, apparsa su un muro in via Falloppio a Padova. Ecco la foto che vedete appunto di questa scritta con falce e martello, via Falloppio di fronte all'Istituto di Anatomia dell'Università, non lontano dall'ospedale cittadino. Sul muro anche un simbolo di falce e martello con stella a 5 punte senza sigle. Il riferimento ovviamente è a Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, recentemente rientrato in Italia per scontare l'ergastolo dopo la lunga latitanza in Sud America. Una scritta che chiaramente fa discutere dopo quanto accaduto in queste settimane. Sempre dal padovano una badante infedele perché ha rubato il blocchetto degli assegni dell'anziana che doveva accudire di 91 anni e ha speso 3.000 euro. È accusata di aver falsificato la firma di una 91enne di Campo San Piero, dalla quale prestava servizio come badante, intascando 4 assegni per una cifra che sfiora i 3.000 euro. I carabinieri hanno denunciato per furto aggravato e falsità in titolo di credito una 46enne di Vigonza. La svolta nelle indagini, dopo che l'anziana aveva denunciato la scomparsa del suo blocchetto d'assegni, è arrivata dalle immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi che avrebbero immortalato la badante mentre pagava con gli assegni di cui è accusata di aver falsificato la firma. Sempre nel Padovano un incendio a Vo Euganeo con le fiamme che distruggono parte di un appartamento, salvata una giovane donna e 2 cagnolini rimasti intrappolati tra le fiamme. Domenica di paura per una giovane intrappolata nel suo appartamento in fiamme. La donna, insieme ai 2 cani, è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo che stava distruggendo l'abitazione di via Mazzini a Vo Euganeo. L'incendio sarebbe divampato a causa del malfunzionamento di un impianto elettrico. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il soggiorno. La ragazza, impaurita ma fortunatamente non ferita, è stata fatta uscire e con lei il suo Jack Russell. I vigili del fuoco hanno poi salvato un cocker che si trovava nell'appartamento a fianco a quello dove era divampato il rogo. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Sempre nel Padovano un grave incidente stradale, vittima un anziano. 2 persone sono rimaste ferite in uno scontro tra 2 automobili all'incrocio tra via Zucca e via Sant'Antonio a Cittadella, un incrocio già teatro di altri incidenti stradali. Entrambi i feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco, prima di mettere in sicurezza i mezzi, sono stati impegnati per liberare un anziano che era rimasto bloccato nell'abitacolo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi del sinistro. A proposito di anziani al volante, l'incremento degli incidenti che vedono coinvolti over 70 ha spinto l'Appolstrada di Treviso a organizzare corsi di aggiornamento rivolti proprio agli automobilisti meno giovani. L'episodio dell'84enne che l'altro giorno ha imboccato contromano la tangenziale di Treviso percorrendo diversi chilometri sulla carreggiata sbagliata riporta in primo piano la questione degli anziani alla guida coinvolti in incidenti o situazioni pericolose. I dati della Polstrada confermano il problema. Nel 2017 su 1010 incidenti rilevati nella Marca, 262 hanno visto coinvolti ultra settantenni e dei 24 morti nello stesso anno ben 10 avevano più di 70 anni. Nel 2018 la situazione è migliorata, 225 over 70 coinvolti su 1051 incidenti. Purtroppo però il fenomeno esiste, rappresenta ancora un 20% almeno dell'incidentalità complessiva, il che è un dato alto perché ovviamente il 20% non rappresenta la quantità di persone ultra settantenni che guida, quindi vuol dire che in proporzione ci sono più incidenti che riguardano questa categoria di utenti rispetto agli utenti più giovani. Per questo, in collaborazione con l'INAIL, la Polizia Stradale di Treviso sta organizzando una serie di incontri d'aggiornamento sulla sicurezza stradale rivolti proprio agli automobilisti over 70.
grazie al coinvolgimento di Confcommercio e Confartigianato, che stanno cercando di riunire platee di questo genere di conducenti, proprio perché noi possiamo fornire loro nozioni e consigli sulla sicurezza e sull'educazione stradale. Ricordiamoci che nell'arco degli ultimi 50-60 anni ci sono state delle modifiche al codice della strada e soprattutto alla cartellonistica e alla infrastruttura viaria che chi ha preso la patente in quegli anni non può conoscere. Corsi d'aggiornamento dunque, perché se è vero che la patente di guida ordinaria ha un range di controllo che varia a seconda dell'età, dopo i 50 anni il rinnovo va fatto ogni 5 anni, dopo i 70 ogni 3 e ogni 2 anni dopo gli 80, non sono previsti incontri di formazione per gli anziani, corsi che sarebbero particolarmente utili, come confermato dall'ultimo caso della tangenziale imboccata contromano dall'84enne. Il suo stato di semi-shock nel momento in cui ha realizzato evidentemente quello che stava accadendo ci dà la misura del fatto che poi, se opportunamente sensibilizzati, probabilmente anche loro trarrebbero grandi benefici da queste iniziative, quindi cercheremo assolutamente di portarle a termine, ma sono in definizione proprio queste iniziative per il mese di febbraio. Adesso la sicurezza è prodata in questi giorni in Consiglio regionale la nuova legge sulla sicurezza voluta dalla Giunta di Luca Zaia. Vigili troppo spesso concentrati nelle grandi città, lasciando sguarniti i piccoli centri. Per risolvere questo e altri problemi è iniziata in Consiglio regionale la discussione della nuova legge in materia di polizia locale e politiche di sicurezza. Bisogna considerare le realtà delle grandi città e le realtà invece dei comuni piccolini che sono in difficoltà, che hanno pochi vigili, in alcuni casi neanche uno, per cui penso che se andremo ad ascoltare i sindaci di tutti i territori cercheremo di dare delle risposte. Il progetto di legge della Giunta, presentato in commissione dall'assessore regionale della sicurezza Cristiano Corazzari, prevede una riorganizzazione complessiva dei 3.850 agenti di polizia urbana attualmente in servizio negli enti locali del Veneto. Un numero che va accresciuto fino a raggiungere il parametro convenzionale di un agente ogni 1.000 abitanti. I diversi corpi dovranno dialogare maggiormente attraverso nuovi percorsi di formazione del personale e la condivisione dei servizi informativi. Altri aspetti della legge riguardano il coordinamento con i diversi soggetti privati che si occupano di sicurezza, dalle agenzie di vigilanza al controllo di vicinato, e la messa in rete dei diversi sistemi di videosorveglianza. Il Ministro dell'Interno vuole finanziare, Matteo Salvini, nuovi interventi, e oggi abbiamo una situazione in cui queste realtà e i comuni non si parlano. Se invece riusciamo a mettere in rete la tecnologia, avremo le nostre città monitorate, e la lotta quotidiana alla microcriminalità, che fanno benissimo le forze dell'ordine, può essere anche di supporto con la polizia locale. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla sanità ed è un delicatissimo intervento su un dodicenne che è stato effettuato nei giorni scorsi dall'equipe di cardiologia dell'ospedale di Conegliano, diretta dal dottor Roberto Mantovani. Il ragazzo soffriva di una forma di tachicardia parossistica molto frequente dovuta alla presenza di una via anomala elettrica nel cuore. Potrebbe sembrare un intervento di normale amministrazione, riferisce Mantovan nella nota dell'ULS, ma in questo caso la via anomala era praticamente vicinissima alle vie elettriche normali del cuore. Un minimo spostamento della strumentazione poteva comportare una lesione irreversibile alla normale conduzione elettrica nel cuore. In questo caso, dice il dottor Mantovan, ci siamo avvalsi di un sofisticato sistema di mappaggio che ricostruisce un'ottima anatomia virtuale del cuore e ci fa vedere con estrema precisione i movimenti delle nostre sonde al suo interno, e l'intervento è riuscito. Complimenti dunque all'equipe di cardiologia di Conegliano. Restiamo nella Marca, ma il tema è quello delle ville, del patrimonio culturale da salvare, e continua a far discutere da giorni la proposta shock di Italia Nostra Treviso contro la cessione agli stranieri delle ville venete, tra le quali ovviamente Villa Emo. Trasformiamole in centri commerciali. Centri commerciali all'interno delle ville venete.
La proposta, che più di qualcuno ha già definito indecente, arriva dal presidente trevigiano di Italia Nostra. Provocazione o proposta? Un po' certamente è provocazione, nel senso che anche per la mia associazione a livello nazionale non è proprio così digeribile, però un po' anche proposta, nel senso che storicamente i fondaci, le ville, sono sempre stati il centro della vita dei paesi. L'idea è di per sé semplice e nasce dalla vendita di Villa Emo agli stranieri. Guardiamo Villa Emo, c'è uno spazio centrale che è sicuramente uno spazio di rappresentanza, dove per esempio un mio amico di Dosson ha fatto un concerto bellissimo, c'è un'acustica, ma ci sono degli spazi che sono le barchesse, dove teneva i carri, cioè dove c'erano le granaglie, dove già c'era una vita fatta di cose minute. Commercio che reggerebbe i costi di gestione e manutenzione dei complessi storici e contemporaneamente, secondo Scarpa, eleverebbe prodotti e clienti. Potrebbe essere una bella sfida per le associazioni come Italia Nostra, per la soprintendenza e anche per gli imprenditori, avere dei nuovi centri commerciali che siano completamente diversi dalle schifezze che ci sono in giro adesso, che sono sostanzialmente dei contenitori di scaffali, in cui tendenzialmente la maggior parte delle persone si deprime, deve andare a comprare delle cose, va in velocità, ma non è che ne esca felice. Se uno potesse andare a fare la spesa in un bel posto, dove magari si rivitalizza anche il centro storico e le nostre tradizioni, avremo prima le ville venete piuttosto che prima gli italiani, ma sarebbe bello. A proposito di patrimonio culturale, parte il lavoro della città di Vicenza che punta a candidarsi come capitale della cultura italiana per il 2024. È la città dove Andrea Palladio, considerato dal mentore Gian Giorgio Trissino personaggio mitologico e sovrannaturale, ha lasciato indelebile la sua traccia. 23 monumenti portano la firma del maestro nel suo centro storico, tra gli altri il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana, 16 le ville in provincia. Il genio del grande architetto vicentino ha fatto diventare il capoluogo iberico patrimonio mondiale dell'UNESCO, una città gioiello che, per volere unanime del Consiglio Comunale, che ha votato una mozione presentata dal centro-sinistra, ma discussa e poi aggiustata con modifiche frutto della collaborazione e del lavoro di tutti, punta a candidarsi a capitale italiana della cultura per l'anno 2024. Una condivisione importante di maggioranza e minoranza, un ritrovarsi su un tema importante perché la cultura a Vicenza ha portato risorse importanti, bisogna proseguire su questa strada. La formalizzazione della candidatura andrà fatta entro il 2022 al MIBAC, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sul progetto Vicenza, capitale italiana della cultura, l'amministrazione è già al lavoro. Abbiamo creato un tavolo con le principali istituzioni culturali per un progetto culturale per i prossimi 3 anni, ci stiamo lavorando e questo può essere anche la base per lavorare appunto a Vicenza, capitale della cultura italiana. Torniamo a Treviso per raccontare una storia davvero bella e singolare, la storia di Anna e Adriano, una coppia di Nervesa della Battaglia che nelle scorse settimane ha tagliato il traguardo dei 50 anni di matrimonio, una festa di nozze però particolare perché è stata pensata anche con un occhio alla montagna ferita dal maltempo. Già il fatto che Anna e Adriano, la coppia che state vedendo, abbiano festeggiato i 50 anni di matrimonio è un fatto rilevante in questi tempi di divorzi e separazioni. Ma la vera notizia è che per la festa di anniversario abbiano chiesto agli invitati non regali, ma come cita questo cartellino, abbinato alla partecipazione, un'offerta per i territori del Bellunese colpiti dal disastro ambientale di fine ottobre. Anna e Adriano appartengono alla grande famiglia dei Luna Park e seppur avendo base a Nervesa, la montagna veneta la conoscono davvero molto bene. Il territorio l'abbiamo dentro perché il nostro paese non è uno, è tutto il nostro giro di fiere e sagre che facciamo durante l'anno, facciamo diciamo di tutti i paesi. Conoscendo e amando queste terre è inevitabile il colpo al cuore vedendo quello che era successo a fine ottobre. Ma vederlo proprio di persona è una cosa che tocca proprio dentro, allora abbiamo deciso se potevamo dare anche qualcosa di più. Così il 6 dicembre, come testimoniano le immagini dell'album per l'anniversario, in tanti hanno partecipato alla festa che alla fine ha raccolto oltre 2.000 euro, somma che l'altro giorno Adriano con figlio e nipote hanno consegnato nelle mani del governatore Luca Zaia. Zaia l'ho visto subito non meravigliato, contento, sorpreso di aver preso non so, un'idea del genere che a dire il vero non se l'aspettava nessuno e neanche gli invitati niente perché i complimenti li ho ricevuti anche da chi è venuto a far festa con noi altri. Certi hanno fatto il presente lo stesso facendo l'offerta,
sinceramente, e devo ringraziarli tutti quanti, insomma. Ringraziamenti dagli sposi e ringraziamenti del governatore per l'ennesimo gesto dei Veneti per il Veneto. Una solidarietà che è di casa in famiglia Rossi, che qualche anno fa non ha esitato ad aiutare anche l'Abruzzo. Abbiamo fatto questa donazione di una nostra abitazione viaggiante e in pratica l'abbiamo donata a Norcia per i terremotati. Esempi concreti di solidarietà che sono anche lezioni di vita per le giovani generazioni. Perché lo sentivano nel cuore che la gente del Bellunese, che loro hanno vissuto tanto tempo là, aveva del bisogno da loro. La voglia di rifarla ancora, magari qualche altra volta, qualcosa del genere. Capire se l'Italia sia a rischio svolta autoritaria con questo governo, ne parleremo fra pochissimo a ore 13. In studio con noi il direttore dei Media Nord-Est, dei telegiornali di Media Nord-Est, Luigi Bacialli, Alessandro Bisatto, segretario regionale del Partito Democratico, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega in Veneto. Come sempre aspettiamo le vostre domande, i vostri interventi su Facebook, le telefonate allo 049 490 6054. Questa sera 20:10, come vi avete sentito anche dal titolo, torneremo proprio a parlare della questione vendita Villa Emo, il caso Villa Emo, ma anche della proposta di Italia Nostra Treviso, la proposta di cui tanto si dibatte, i centri commerciali all'interno delle ville venete, perché avremo con noi proprio Romeo Scarpe, presidente della sezione Treviso di Italia Nostra, quindi da non perdere nemmeno 20:10, e poi Ring alle 21:15 come ogni lunedì, il talk del lunedì, si parlerà di tanti argomenti, da quota 100 le grandi opere che partono o non partono, e ancora la questione migranti con Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia, Giacomo Vendrame della CGIL che peraltro è in piazza insieme ai sindacati il 9 febbraio contro la manovra, Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, Marcello Bano della Lega. È davvero tutto, vi lascio allora alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo, inizio di settimana con il sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una bella giornata caratterizzata dal bel tempo dopo l'instabilità dei giorni scorsi. La settimana inizierà con un cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, poi via via più soleggiato al pomeriggio. Temperature minime comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza buono anche sulla nostra regione. Sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i 4 e i 6 gradi, massime oscillanti tra i 9 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo soleggiato ovunque. Il cielo si presenterà poco nuvoloso nella prima parte della giornata. Sarà sereno invece a partire dal pomeriggio. Locali foschie saranno possibili sui settori settentrionali. Temperature minime comprese tra i -1 e -6 gradi, massime oscillanti tra gli 1 e 3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.